Grazie, buongiorno, benvenuti. Anche quest'anno ci vediamo in un'occasione decisamente festosa, come è la consegna di premi, ma una consegna di premi che si accompagna anche a un passaggio importante di questa che è stata la seconda Venice Glass Week. Mi tocca con grande piacere presentarvi subito persone che voi conoscete come meglio di me, che sono a questo tavolo: il dottor Paolo Pellegrini, che è consigliere comunale, presidente della Commissione per Commercio e Attività Produttive in rappresentanza del Comune e del Sindaco; la dottoressa Belli, Gabriella Belli, che è direttore dei Musei Civici di Venezia; il professor architetto Marco Zito, professore di design a UAV, e la signora Barovier, Rosa Barovier, che voi tutti conoscete come storica straordinaria del vetro di fama internazionale. Ancora abbiamo Stephanie Kubanek, la designer architetto che è in rappresentanza di Georg Riedel, per conto del Riedel Crystal, questa società che da sempre ci accompagna in questa avventura annuale da 5 anni, che speriamo possano continuare in futuro. Ma per il momento è già un quinquennio che ci troviamo insieme in questa gradevole occasione. Oggi si chiude la 7ª edizione delle giornate di studio sul vetro veneziano. Il tema di quest'anno è stato vetro soffiato a stampo, a mezza stampatura e applicazioni a caldo attraverso i secoli. È un tema tecnico, ma un tema che comunque ha sollevato uno straordinario interesse. Una cosa che mi permetto di dire con molto piacere è che abbiamo visto anno per anno crescere questa nostra iniziativa, non soltanto con una soddisfazione nostra, ma anche con la percezione di avere trovato una chiave per valorizzare ulteriormente quello straordinario oggetto che è il vetro, e il vetro d'arte in particolare. In queste giornate abbiamo avuto la presenza di 30 persone di diversi paesi, conservatori di musei, collezionisti, studiosi. Il seminario è diventato un po', è stato detto, io copio una formula che non è mia, mi piacerebbe fosse stata mia, ma non è mia, è diventato un po' il salotto buono del vetro, e di questo come Istituto Veneto mi permetto di essere molto lieto nell'aver dato una mano. Questo seminario è organizzato, complessivamente sono state 180 iniziative, se non sbaglio, in questa settimana. È stato organizzato con dei patrocini importanti, quello del Corning Museum of Glass, ancora l'École du Louvre, la Fondazione Musei Civici di Venezia, le Stanze del Vetro della Fondazione Giorgio Cini, la Venice Foundation, Victoria and Albert Museum. In collaborazione con l'Associazione Internazionale della Storia del Vetro, il Comitato Nazionale Italiano di questa associazione, il Laboratorio di Analisi Materiali Antichi degli UAV e il Museo del Vetro, la Fondazione Musei Civici di Venezia, e con il contributo importante della Regione del Veneto. E in più, in generale, ci sono state le diverse iniziative che sono state proposte e sostenute dal Comune di Venezia. L'occasione è anche quella per la consegna non solo dei premi Glass in Venice, è la 7ª, dicevo, occasione, ma anche la 5ª edizione del premio Riedel. Il premio Glass in Venice intende essere un riconoscimento di prestigio a artisti, a maestri del vetro che si siano distinti particolarmente con la loro opera, lavorando nel straordinario solco della tradizione muranese, oppure nel mondo, attraverso però scuole tecniche diverse. Siamo giunti alla 7ª edizione, ripeto. Per il Riedel Award nasce nel 2014, grazie a questo accordo tra l'Istituto Veneto e la Riedel Crystal,
che, lo ripeto ogni anno, è un'azienda austriaca familiare, di continuità familiare, più che centenaria, nella produzione di calici, decanter, in cristallo soffiato. E il premio è rivolto a giovani artisti e designer fino ai 30 anni di età, quindi è un importante diciamo, strumento di lancio per nuove competenze, nuovi valori e nuove capacità. A questo punto io ho sostanzialmente quasi del tutto finito la mia parte, che sarà solo quella di distributore di richieste di intervento. E la prima è per Paolo Pellegrini, consigliere comunale, presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive del Comune di Venezia, e quindi è qui in rappresentanza del sindaco. Prego, Pellegrini. Grazie mille, buonasera a tutti. Ringrazio il professor Ortelli e l'istituto così prestigioso che lui conduce per avermi chiesto di dire due parole in questa sede. Io porto i saluti a tutti del sindaco. Sapete che il nostro sindaco, pur essendo non muranese e neanche veneziano in stricto sensu, ha una grande passione per il vetro, al punto che già prima di intraprendere questa sua avventura amministrativa o politica, come la vogliamo chiamare, lui ha investito pesantemente su alcune società importanti, alcune di assoluto prestigio, e impegnandosi anche, una cosa che io personalmente ammiro molto, nella creazione di una scuola di formazione di giovani di design, ma di design mirato sulla produzione vetraria. Sapete con quanta determinazione lui anche conduce o co-conduce la Fondazione Musei Civici, che ha ottenuto in questi anni grandi successi in generale e anche nel settore del vetro, ridando vigore al Museo del Vetro, che per troppi anni era stato probabilmente dimenticato dalla nostra città. E quindi ringrazio la dottoressa Belli e la dottoressa Squarcina per la loro attività così ben condotta. Per il resto vi lascio solo questo pensiero brevissimo. Allora, io sono presidente della Commissione Attività Produttive e quando penso, tutto sommato, cosa c'entro con una produzione artistica, mi sento sempre un po' spaesato, ma per quello che riguarda il vetro non mi sento spaesato per niente, perché la produzione vetraria dell'isola di Murano è contemporaneamente artistica e produttiva nel senso materiale del termine, quindi coniuga queste due attività in maniera così brillante, così speriamo fortunata anche in futuro, per cui, pur essendo presidente di una commissione di pura materialità, sono veramente contento di partecipare alla presentazione di attività in cui appunto arte e manifattura si coniugano e si sposano fortemente. Ringrazio ancora, auguro buon lavoro e prosieguo di questo premio, senz'altro. Passo alla dottoressa Belli. Grazie Presidente. Beh, insomma, diciamo che in questa sala dove sono riunite tante persone che partecipano ovviamente con gioia, con entusiasmo alle nostre iniziative, ma ci sono anche tanti operatori del settore. Mi piace pensare che siamo tutti un po' protagonisti e tutti un po' partner, e questo veramente è il risultato, secondo me, più convincente, più interessante di questa Venice Glass Week, che ha effettivamente calamitato attorno a
un tema straordinario, un oggetto e un soggetto straordinario per la città di Venezia, da cui è dipeso anche nei secoli la sua capacità produttiva, la sua anche ricchezza, ha calamitato attorno a al vetro qualche cosa che è di più di un interesse è stata una mobilitazione vera e propria di tutti gli operatori della città e non, che si sono veramente aggregati con uno spirito, diciamo, che va verso il bene comune e l'interesse della comunità. E questo veramente è una cosa che noi operatori sentiamo fortemente, e credo proprio con questo spirito i 4 soggetti che sono stati un po' all'origine i fondatori hanno accolto, diciamo, a questo largo tavolo tantissimi altri soggetti. Insomma, mi pare che la coralità di questo evento sia veramente l'elemento che poi nel tempo sarà anche, secondo il mio parere, l'elemento di successo di questo evento, la sua capacità di fare, diciamo, di bucare lo schermo anche diciamo, rispetto ad altre iniziative internazionali che esistono ovviamente in altri paesi. Perché questa convinzione diciamo così condivisa da parte di tutti noi dell'importanza di questo progetto farà sì che il progetto continuerà a crescere. E devo anche dire che è stato seminato molto bene, bisogna dirlo, perché io sono arrivata 6 anni fa, ma avevo già trovato un terreno, come dire, fertile, naturalmente la Fondazione, il Museo del Vetro, ma in questi anni è stato seminato tantissimo, e tanto merito di questo va dato alle istituzioni un po' consorelle nostre. E per quanto riguarda il tema della crescita, delle competenze, dell'interesse, anche di una visione scientifica fortemente strutturata, culturale attorno al vetro, bisogna dire che l'Istituto di Scienze, Lettere ed Arti ha fatto veramente è stato un po' il timone, e ancora è il nostro timone, perché nell'insieme di queste 180 iniziative e oltre, che coinvolgono, devo dire, proprio tutta la città, è evidente che l'aspetto di studio, di ricerca, di approfondimento, in qualche modo, che è affidato all'intelligenza di Rosa Barovière, è veramente questo progetto quello che fa crescere non solo l'entusiasmo, la partecipazione, ma fa crescere e nobilita il lavoro di tutti noi, mettendo su Venezia un cappello che non è solo il cappello delle iniziative, ma è anche il cappello della conoscenza, perché di questo meraviglioso vetro, per progredire nel lavoro, nella ricerca, abbiamo bisogno di conoscere. Quindi da una parte abbiamo diciamo l'Istituto Veneto, dall'altra parte le stanze del vetro, che altrettanto come noi, molto più giovani di tradizione del Museo del Vetro, ma con sempre questo entusiasmo, con questi progetti di altissima qualità, hanno davvero qui diciamo a Venezia aiutato a crescere tutti noi. Quindi noi dobbiamo essere appunto tutti convinti e essere certi che il nostro vicino cresce, ma aiuta a crescere anche noi. E questo mi sembra veramente un grande risultato per questa città. E poi naturalmente Promovetro, con tutto quello che significa nell'ambito, diciamo, più orientato agli aspetti diciamo di business e commerciale. Ora, io credo che la testimonianza di tutto questo sta negli eventi, ma sta tanto anche in questi premi che l'Istituto promuove. Questa è la 7ª edizione, perché i premi, come dire, in un contesto così ricco, così ampio,
che è così, è così diffuso sul territorio della città, non sono avulsi da un contesto, ma entrano proprio nel cuore della questione. Premiare degli artisti del vetro che hanno saputo con le loro mani, con la loro intelligenza e la loro creatività fare di questo oggetto un'espressione di alta qualità artistica, significa in un contesto così grande, come dire, enucleare, certo, delle gemme, delle eccellenze, però che crescono in un terreno che è fertile, che continuiamo a seminare. Quindi noi abbiamo, come dire, molta speranza che questo progetto, andando avanti, crei veramente, ritorni a dare a Venezia quella leadership nell'ambito, diciamo, della produzione del vetro, della creazione del vetro, del commercio del vetro, di tutti questi elementi così importanti che veramente che noi desideriamo per questa città e che in fondo la sua lunga storia in qualche modo le fa meritare. Certo, per meritare bisogna, come dire, lavorare molto e seminare molto. E noi siamo qui perché siamo persone tutte coinvolte, diciamo, in questo ambito culturale che vuole a tutti i costi, diciamo, anche generare ricadute sulla città. Quindi il premio, essere premiati, credo, per questi due straordinari artisti, ma lascio però poi il nominarli al nostro presidente Ortalli perché il premio è vostro, devo dire, premia due aspetti altrettanto importanti: la sperimentazione e anche la capacità innovativa, e da un lato naturalmente sostenuta dalla grandissima abilità e dal talento del saper fare, che è un talento straordinario che la città non deve perdere. Quindi io ringrazio tutti, voglio ringraziare Giovanna Palandris, Chiara Squarcina, saluto David Landau e Promo Vetro, che siamo tutti uniti in questo grande progetto. E passo per la nomina al professor Ortalli di nuovo la parola. Grazie. Grazie della fiducia. Io non oserò presentare gli artisti, i nomi sì, ma questa presentazione degli artisti toccherà anzitutto a Marco Zito, professore di design industriale all'Università UAV qui di Venezia, che presenterà l'artista Silvano Rubino. Prego. Grazie. Allora, è un onore intanto, sono anche emozionato nel consegnare un premio a un artista come Silvano Rubino, che ho avuto l'onore di incontrare qualche tempo fa. Le opere di Silvano Rubino stanno in equilibrio tra due punti sospesi. Credo che questa sia una chiave di lettura interessante per poter capire il suo linguaggio. Questi due punti definiscono uno spazio che indaga i mutamenti, i passaggi, i confini e l'attesa. Tutte le opere c'è questa idea che lavora sul tempo, un tempo pensato, ma anche un tempo che è fisico, che ha a che fare con i materiali. La ricerca espressiva di Silvano Rubino ricorre a differenti tecniche, mezzi. Il vetro in questo caso occupa uno spazio, a mio avviso, di rilievo molto importante già dal 2001, e il suo è un percorso di sperimentazione, innovazione, un approccio assolutamente personale e originale che prescinde da ogni tipo di artifizio di facile impatto. Progetta forme essenziali e proprio per questo motivo ragiona e realizza dettagli ad altissima risoluzione. Infatti, per comprendere e apprezzare questa altissima risoluzione c'è bisogno di prendersi del tempo per guardare le opere di Silvano Rubino. E poi è un lavoro trasversale, perché Silvano, ti do del tu, ha questa capacità di utilizzare le arti in senso lato, dalla fotografia all'uso dello spazio, l'installazione, la scultura, non ultima la pittura, il video,
alla capacità di rendere e piegare i linguaggi in modo coerente e consecutivo rispetto al messaggio che vuole dare. Identità sospese appunto, è l'opera che vediamo di là, in vetro. Palazzo Loredana, sì. Di là è perché siamo un po' di casa, a Palazzo Loredana. I due volti scultorei massicci ma leggeri allo stesso tempo, realizzati in vetro opalino, si guardano, si fronteggiano, sono appunto i due punti sospesi. Tra di loro c'è un'interruzione, un disturbo, un improbabile fiore di cristallo circondato da una luce azzurra. L'idea della sospensione, dell'attesa è enfatizzata e resa palese dal fatto che queste opere galleggiano sull'acqua. Sono riflesse e riflettono sulla duplicità delle cose. Infatti l'opera ragiona sull'alterità dell'altro da sé. Cito direttamente Rubino, che dice: «Amo rincorrere l'identità indefinibile dell'opera per incontrare nell'atto dell'inseguimento la condizione essenziale del mistero, dove pathos e poesia si incontrano e ne coniugano il divenire». Ora leggo le motivazioni che hanno portato all'assegnazione del premio. Il premio Glass in Venice 2018 viene assegnato all'artista Silvano Rubino, che esplica la propria creatività in molteplici ambiti dell'arte contemporanea, ricorrendo a differenti mezzi espressivi, tra i quali il vetro occupa un posto di rilievo. Nella sua attività vetraria si è distinto per un approccio molto personale, prescindendo da artifici di facile impatto. Ha privilegiato piuttosto la progettazione di forme essenziali, lavorazioni e interventi di rifinitura estremamente raffinati e innovativi. È indagato la materia vetro nelle sue diverse coniugazioni, con indiscussa originalità. Bene. Ora chiederei alla nostra storica Rosa Barovier di presentare il secondo vincitore, Cesare Toffolo. Io sono felicissima di parlare di Cesare Toffolo, che stimo come vetraio e artista, ma anche come amico. Questa occasione delle premiazioni, che è soprattutto un'occasione per a volte far conoscere a un pubblico più ampio, perché poi ne escono articoli sui giornali, vengono delle persone qui eccetera, passano a Palazzo Loredana a vedere le opere esposte per un certo periodo, perché a volte questi nostri amici vetrai, anche di fama internazionale, nella città sono meno conosciuti o sono conosciuti dagli addetti ai lavori, quindi invece meritano molto di più perché danno molto alla città. Cesare è una persona, si è detto che Silvano è un artista trasversale. Cesare è una persona trasversale, nel senso che i suoi meriti, sempre relativamente al vetro, non sono legati a quanto fa e ha fatto, ma anche alle iniziative che ha preso a sostegno del vetro. Ricordo che è merito in gran parte suo il grande evento del gas a Murano. Il gas è un mega evento, incontro internazionale della Glass Art Society, che raccoglie migliaia di persone ogni anno in un sito, una località che in qualche modo ha di meriti vetrari. Ed è un lavoro immane che inizia anni prima. Pensate a trovare le locazioni, l'accordo con le autorità, gli artisti disposti a fare delle dimostrazioni. Io so che è una cosa difficilissima, oltretutto c'è un severo comitato da parte del gas che valuta se effettivamente il comitato locale è in grado di offrire tutto quello che serve per organizzare alcuni giorni di
un evento aperto a migliaia di persone, e persone che poi vengono da tutti i paesi del mondo. Non solo, quindi perché lui è un uomo che si è mosso molto nel mondo e che quindi ha dei contatti internazionali straordinari. A questo si aggiunge un'altra cosa. È autore di un libro che credo unico in Italia. Sono usciti 2 volumi, uscirà il terzo, non so quando? Entro l'anno o il prossimo anno, sulla storia e l'attualità del vetro a lume, soprattutto italiano, ma con anche squarci su quello che è il vetro fatto in Francia e così via, in Boemia, eccetera. Di solito i libri sono dedicati al vetro soffiato in fornace, più costoso, e quindi con molti più collezionisti, quindi libri più vendibili e così via. Questa è una storia estremamente specifica che non poteva che essere fatta da Cesare, come conoscitore profondo della materia e viaggiatore che ha potuto vedere opere di tutti i tempi nei vari le località, anche in America ad esempio, che ha visitato, assieme al suo amico e anche mio amico, devo dire, Sandro Zacchin. Quindi organizzatore, autore di un libro che per il momento secondo me è unico come tematica e anche molto bello, e anzi vi consiglio di andare a dare un'occhiata nell'atrio di là, esposta una copia solo in visione, perché vale la pena vedere, sfogliare qualche pagina per rendersi conto di quante sorprese questa vetraria cosiddetta minore può riservare e ha riservato nei secoli. Come artista e vetraio, Cesare ha delle capacità eccezionali. È entrato in bottega, diciamo una bottega avviata da suo padre a 15 anni, e si è fatto le ossa quasi da solo. E vi ricordo che lavorare a lume non è un'attività diciamo si differenzia in vari rami la lavorazione a lume. Da sempre a Venezia è esistita sia la modellazione a lume di bacchette piene, le collane, le perle, quelle pesanti modellate, e che quelle che oggetti invece soffiati. Si parte quindi da un tubo. Il tubo può essere sia nella tradizione di vetro come quello della fornace, diciamo, della stessa composizione, il cosiddetto vetro sodico veneziano, e può essere anche vetro borosilicato, che è un vetro, tanto perché molto più duro da lavorare, che tanto per dire è stato sempre usato, non è conosciuto da tanti secoli, ma usato per strumenti chimici, anche per le fiale, per cose di questo genere. E lui è abile in ambedue le cose, ma soprattutto quello che ho notato, che tutti hanno notato, è che è riuscito a introdurre nella lavorazione a lume le tecniche che sono specifiche della lavorazione di fornace, ad esempio la filigrana. Quindi in piccolo, con una possibilità di ottenere degli effetti di una minuziosità impensabile nella fornace, ha in realtà travasato quella che è la tradizione muranese nel laboratorio della soffiatura a lume. Abile sia nella soffiatura del vetro sodico che nella soffiatura del vetro borosilicato, con un coraggio straordinario nel creare anche delle composizioni eccezionalmente grandi. Quindi potete immaginare con quali problemi dal punto di vista della poi durata, diciamo, sostenibilità dell'oggetto nel tempo, quindi attenzione nelle temperature e così via. Quindi affrontando cose impensabili un tempo. Quindi ed è apprezzato nel mondo, tanto che ha insegnato moltissimo
non solo a Venezia, avendo organizzato anche dei corsi che purtroppo poi a un certo punto sono cessati, a Venezia stessa e anche nell'isola di San Servolo, fondando anche una rivista che è durata un bel po' di anni e che noi abbiamo, molti di noi tengono in libreria con articoli molto interessanti, ma anche ha insegnato soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone, chiamato fin da giovanissimo per la sua straordinaria competenza. Quindi una persona da conoscere, da apprezzare, e vi dico non solo come un esponente dell'attività vetraria, ma anche come una persona trasversale che ha affrontato anche i problemi organizzativi di grande impegno e anche la storia, e quindi la scrittura, e quindi ci ha messo a disposizione un libro che racconta delle cose che non possiamo trovare in altri libri, e vi consiglio di dare almeno così un'occhiata a questi 2 bellissimi volumi per poi aspettare il terzo e magari anche comprarvelo. E volevo... sì, certamente. Volevo aggiungere una cosa alle cose interessanti che ha detto la dottoressa Belli. È vero, ho l'onore, l'istituto ha privilegiato un po' la storia del vetro, avviando le giornate di studio del vetro. E io sono grata per aver avuto la possibilità di collaborare strettamente a questo progetto. Però devo dire che i musei civici hanno dato il loro appoggio sempre, e non solo perché danno il loro appoggio alla storia del vetro con delle mostre sempre molto interessanti, ma colgo questa occasione per ringraziare la dottoressa Squarcina. Mai come in questi anni, no, per una cosa molto, molto particolare, mai come in questi anni il museo è stato aperto agli studiosi. Cioè noi sappiamo che se abbiamo bisogno di vedere un oggetto, noi possiamo andare a vedere nei depositi l'oggetto, sappiamo che se abbiamo bisogno della fotografia nel giro di 24 ore la otteniamo, e questo è un apporto fondamentale, veramente importante, non sempre, e non dico niente, successo nella storia dei musei civici veneziani. Quindi grazie Chiara. La mozione ufficiale, che però è una sintesi di quello che ho raccontato di Cesare Toffolo. Il premio Glass in Venice 2018 viene assegnato al maestro veneziano Cesare Toffolo, che si è sempre distinto per la straordinaria abilità nella lavorazione e soffiatura a lume secondo la tradizione veneziana, sia del vetro borosilicato che del vetro tipicamente muranese. Direi che la festa non è ancora finita perché abbiamo un altro premio. Quindi darei la parola alla designer Stephanie Kubanek che ci illustrerà il premio Riedel. Ripeto, il premio Riedel è il premio che per il 5º anno viene assegnato. Mi permetto di ripetere che spero continuerà anche negli anni a venire, e riguarda appunto il premio messo in essere da questa società familiare che dura da oltre un secolo. Prego. Good evening, and thank you for joining us tonight to celebrate glass in Venice. I'm very honored to be here tonight on behalf of Georg Joseph Riedel, who unfortunately couldn't be here in person. Georg Riedel is the 10th generation of the renowned family-owned company Riedel Glassworks that has been producing glass in the heart of Europe for over 260 years. I've been working with Riedel for many years on several design projects and have been asked to support Riedel in the coordination and also realization of this design glass competition.
a competition which is really dedicated to the art and craftsmanship of glass and to the emerging glass artists and also designers. Buonasera e grazie a tutti per essere qui con noi. Sono molto onorata di essere qui per conto di Georg Joseph Riedel, che purtroppo non ha potuto raggiungerci di persona questa sera. Georg Riedel rappresenta la 10ª generazione della rinomata azienda familiare Riedel Glasswork, che da oltre 260 anni produce vetro nel cuore dell'Europa. Da molti anni ho il piacere di lavorare per Riedel e con Riedel su diversi progetti di design e per questo mi hanno chiesto di dar loro supporto nel coordinamento e nella realizzazione di questa competizione internazionale del vetro, una competizione dedicata all'arte e alla tradizione del vetro e agli artisti e designer del vetro emergenti. Riedel, along with Nachtmann, the lifestyle division of Riedel Glassworks, and myself are really dedicated to give a voice to the international young design talents. And this actually also brought us to Venice, the city that, as you all know, with Murano, represents the glass tradition internationally as no other place in the world. Being a partner of the Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti is a great privilege for us. And today we are presenting the result of the 5th Riedel competition in collaboration with the Instituto. And I wish to thank you, all members of the Commission, for helping to realize this artistic and also cultural project, and who also joined us in the selection process just last week. Insieme con Nachtmann, la divisione lifestyle del Riedel Group, e io con loro siamo molto impegnati a dare voce ai giovani talenti del design a livello internazionale. In effetti è stato questo a portarci a Venezia, nella città che con Murano rappresenta la tradizione del vetro come in nessun'altra parte al mondo. Essere partner dell'Istituto di Scienze, Lettere ed Arti è un grande privilegio per noi e oggi siamo qui a presentare i risultati della 5ª edizione del Riedel Award in collaborazione con l'Istituto. Desidero ringraziare tutti i membri della Commissione per avermi aiutato a realizzare questo progetto artistico e culturale e che hanno contribuito alle fasi di selezione. Giovanna Palandri, cancelliere dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Rosa Barovier, storica del vetro, la professoressa Chiara Squarcina, responsabile del Museo del Vetro di Murano, Michael Geldmacher, un accreditato designer di Monaco, e certamente Georg Riedel, presidente della commissione. Before we come to the announcement of this year's winner, let me just say a few words about the competition process. The competition is divided in 2 rounds. Out of more than 80 entries, we advanced 10 designs into the second and also final round. The young designers are no older than 30 years old. The awarded designs are actually exhibited, as I think already mentioned, in the foyer of the Palazzo Loredan, together with the previous Riedel Award winners from 2016 and also 2017, which are actually in production, and you see the actual products as being part of the Riedel Crystal range. Prima di annunciare il vincitore di quest'anno, vorrei dire qualche parola sulla natura della competizione. È divisa in 2 fasi. Tra oltre 80 progetti e concept di design ricevuti dai giovani designer con età non superiore ai 30 anni, ne abbiamo selezionati inizialmente 10, che sono stati i protagonisti della seconda parte della selezione. I designer premiati sono al momento esposti nel foyer dell'Istituto Veneto, attraversando la piazza, insieme con le opere dei vincitori dell'edizione 2016-2017, che sono attualmente in produzione e che sono entrati a far parte dell'assortimento Riedel. So now with great pleasure I'm announcing the winner of the 2018 Riedel Award, the young Australian designer George Barry with his design called Curve. Ora, con gran piacere, vi annuncio il vincitore del Riedel Award 2018, il giovane designer australiano George Barry con il progetto Curve. Curve
was chosen for its gracious and dynamic form language, its iconic, elegant, and the product versatility without losing its functionality. George was born in England in 1995 before moving to Australia. He graduated just last year with honors from the Integrated Product Design Studies at the University of Technology in Sydney. Very recently, George founded his own studio, GB, George Berry Industrial Design, and the studio works in a broad range of industries, including automotive, event design, branding, and also water sports. Please join me again to congratulate George. Curve è stato scelto per il dinamismo Curve è stato scelto per il dinamismo aggraziato delle forme, l'iconica eleganza, la versatilità del manufatto che ne esaltano la funzionalità. George è nato in Inghilterra nel 1995, prima di trasferirsi in Australia. Si è laureato nel 2017 con il massimo dei voti in disegno integrato di prodotto presso l'Università di Tecnologia di Sydney. Recentemente George ha fondato il suo studio GB Industrial Design. Con lo studio si dedica a una vasta gamma di settori, tra cui l'automotive, l'event design, il branding e gli sport acquatici. Congratulazioni a George. We also have two special mentions this year. Though these two designers are not present, I would still like to announce them. The first one goes to the team David Vrabrek and Daniela Jodilova for their design called Hardy. The glass tumbler was inspired by the notion of embossed leather, and all jury members agreed that it's a very witty, gracious, and charming design, and you can see that exhibited in the Piazza Loredan. Quest'anno abbiamo anche due menzioni speciali. I designer non sono presenti, ma voglio citarli. La prima va al team di David Vrabrek e Daniela Chodilova per il progetto Hardy. Il tumbler è ispirato alle forme della pelle stampate in rilievo e tutti i membri della commissione sono stati d'accordo nel giudicare questo design molto simpatico, gradevole e accattivante. The second special mention The second special mention goes to the Polish designer Anna Freundlich for her design called Ginkgo. The judges were impressed by the modern design expressed in the asymmetry of the drinking glass range and the possibility to add interesting patterns to each glass. So please join me again to celebrate David, Daniela, Anna, and George for their great designs and achievements. Thank you very much. La seconda menzione speciale va alla designer polacca Anna Freundlich per il suo progetto Ginkgo. I giurati sono rimasti colpiti dal design moderno espresso nella simmetria della gamma di bicchieri e dalla possibilità di aggiungere interessanti variabili a ciascun pezzo. Facciamo ancora le nostre congratulazioni a David, Daniela e Anna per le belle proposte e i risultati raggiunti. Grazie a tutti. Bene, molte grazie anche per questo. La nostra cerimonia qui finisce, ma ci diamo appuntamento per l'anno prossimo, per quella che sarà la stessa cerimonia che faremo l'anno prossimo con nuovi vincitori, sempre nel nome del vetro. Ma intanto, prima di chiudere, vorrei invitare tutti a vedere la mostra delle opere premiate che c'è all'ingresso, al piano terra di Palazzo Franchetti. E poi Palazzo Loredan, scusate. E poi invece qui nel giardino di Palazzo Franchetti avremo un aperitivo per chi vorrà farci il favore della sua presenza. Grazie a tutti e alla prossima puntata.